Dicendo una cosa, che il Presidente del Consiglio, lui pensa di essere l'amministratore delegato di un'azienda, capisci? E quando uno ragiona in questo modo io credo che è preoccupante per lui e per noi che dovremmo essere i cittadini governati da un amministratore delegato. Perché io trovo singolare che da un lato tu hai un Parlamento che la Corte Costituzionale ha detto che era stato eletto con una legge illegittima e pensa di poter fare la riforma costituzionale. E in più trovo singolare che un Presidente del Consiglio che non è stato eletto, diciamo così, dal popolo perché ha presentato un programma, pensi addirittura oggi di raccontare che lui continua a fare il Presidente o no a seconda di come il popolo pensa che sia una riforma. Sono evidentemente due elementi di forzatura, io credo, antidemocratica e che rendono esplicito che dietro a questa riforma e anche al modo con cui lui sta gestendo il potere, essendo Presidente del Consiglio, c'è una pericolosa idea autoritaria di gestione. E in questo senso io penso che noi, come organizzazioni sindacali, abbiamo bisogno invece di un cambiamento molto profondo. Perché il fatto che se oggi c'è disoccupazione, se aziende hanno chiuso, se il nostro Paese è quello che investe meno in ricerca, in innovazione, se il nostro Paese è quello che ha ormai livelli di diseguaglianza tra i più alti d'Europa, è perché ci sono state politiche economiche e sociali sbagliate. E non è che in questo caso gli imprenditori o la Confindustria ci possa venire a insegnare qualcosa, perché come dimostra anche le ultime dichiarazioni, la Confindustria è sempre stata d'accordo con qualsiasi governo che c'era, quindi non è che può venire a dare lezioni a qualcun altro nel dire che è stato sbagliato quello che è stato fatto, perché ancora adesso stanno muovendosi in questa direzione. Poi che la Confindustria possa essere contenta di Renzi, lo credo. Adesso uno che ha cancellato lo statuto dei lavoratori e reso possibili i licenziamenti senza giusta causa, cioè un imprenditore può anche licenziare ingiustamente, prima il lavoratore aveva diritto a rientrare, oggi la legge tutela l'imprenditore, non tutela più il lavoratore, che paga una multa e se ne può andare. Oggi addirittura abbiamo in Italia i voucher, cioè uno va dal tabacchino a comprare un pacchetto di sigarette e può decidere che compra anche un voucher, capite? Cioè siamo di fronte al fatto che tu puoi comprare il lavoro che è diventato una merce. Sei di fronte ad un governo che sul piano delle tasse ha ridotto l'IRAP, sul piano delle tasse ha dato una quantità di soldi nostri, tutta la menata dei contributi per le nuove assunzioni, o pensiamo all'operazione che sempre questo governo ha fatto anche su tutte le questioni delle proprietà e della casa, noi siamo di fronte al fatto che sta avvenendo ed è avvenuto un trasferimento, questo sì a pioggia, alle imprese, indistinto, che non ha precedenti. Quindi le imprese, la dico volgarmente, gli ha dato anche di più di quello che pensavano, alcune cose non gliele avevano neanche chieste e lui gliele ha date. Chiaro che possono dire siamo contenti, però il punto che emerge è che in realtà quel modello lì che sta venendo fuori è un modello che non solo mette in discussione la Costituzione, ma badate che quello che sta venendo avanti, e non è un caso che oggi Confindustria e Federmeccanica in prima linea, ma Confindustria ha già detto che lo sostiene, qual è la linea delle imprese oggi? Quello che bisogna andare al superamento dei contratti nazionali di lavoro. E guardate che questo non è un elemento indifferente, perché se le persone che lavorano non hanno più i contratti nazionali che li tutelano, ma l'unico elemento diventa azienda per azienda, luogo di lavoro per luogo di lavoro, badate che siamo di fronte a un elemento molto esplicito, vuol dire che si determina una competizione tra le persone che lavorano che non ha precedenti e si determina il fatto che tu non sei un lavoratore che ha un diritto perché lavori in una determinata azienda e ce l'hai in qualsiasi parte d'Italia lavori o in qualsiasi azienda lavori, ma sarà diversa a seconda di dove sei. E come avviene con un quadro legislativo in cui c'è una precarietà senza precedenti, come ce ne sono 10 che sono disponibili a lavorare a €1 in meno di te perché hanno bisogno di lavorare, introducendo un elemento di ricatto fondamentale. Allora io credo che noi come lavoratori, come sindacato, non è che abbiamo l'interesse a essere contro il governo, no, noi abbiamo l'interesse a cambiare quella politica qui, perché l'altra cosa che va smascherata e che va detta, perché secondo me si sta raccontando una quantità di balle incredibili e c'è un clima anche informativo che copre le balle che vengono raccontate, è che la balla più grossa è che chi vuol cambiare sarebbe
Chi vuol cambiare il paese sarebbe questo governo, e quelli che dicono di no alle cose che sta facendo sarebbero quelli che non vogliono cambiare nulla, capite? Questa è l'altra grande bugia, perché scusatemi, chi è che ha interesse oggi a cambiare la situazione? Noi, perché fatemela dire brutalmente, cosa abbiamo da perdere? Le pensioni non ci sono più, i contratti nazionali li vogliono togliere, lo statuto lo stanno cancellando, hanno aumentato le diseguaglianze tra le persone, chi lavora oggi in molti casi è povero anche lavorando perché alla fine del mese non ci arriva, sei di fronte a un processo di privatizzazione dei servizi sociali che non ha precedenti, e quindi da un certo punto di vista è chiaro che noi abbiamo non solo la volontà di cambiare, ma la condizione per poter cambiare e cambiare questo quadro e cambiare anche questa politica. E in questo senso la lotta per il contratto, dal mio punto di vista, come la lotta per il referendum, non sono due cose diverse. Lo diceva all'inizio, e chiudo su questo punto, il segretario della FIOM di Venezia, vorrei che ci riflettessimo. Adesso, al di là che uno si può innamorare degli amministratori delegati, no? Il fatto che lui sia innamorato di Marchionne, è chiaro, pensa di essere amministratore delegato e quindi si innamora di uno che viene considerato in Italia, perché se va già negli Stati Uniti non lo considerano tutto quel fenomeno che qui in Italia si considera, ma tu sei di fronte ad un passaggio molto preciso e molto concreto. Se ci pensate, io vorrei solo farvi questo. Vi ricordate nel 2010 quando iniziò la vicenda di Pomigliano? Vi ricordate quando tutti ci raccontavano che quello era un caso eccezionale, non ripetibile, che erano quelli della FIOM e CGIL che non avevano capito nulla? Bene, oggi siamo di fronte a un piccolo particolare, che in Italia, se c'è già un gruppo dove il contratto nazionale non viene applicato, e quello è la Fiat, i dipendenti della Fiat oggi hanno una paga oraria base di 74 euro al mese, più bassa di qualsiasi altro lavoratore, perché lì non si applica più quel contratto. Quei lavoratori non hanno avuto la possibilità di votare e di decidere sul loro contratto, e oggi siamo di fronte al fatto che c'è un attacco in senso generale di quello che avviene, oltre alla cassa integrazione. E da un certo punto di vista una buona parte anche delle politiche che oggi la Confindustria sta facendo arrivano proprio da lì. Qual è l'idea che c'è dietro? Questo è il punto per dirla. Secondo me, naturalmente è un punto di vista e la chiudo qui. Guardate che quello che sta avvenendo è il tentativo di un'americanizzazione dei modelli sociali europei e italiani, perché questo, negli Stati Uniti i contratti nazionali non esistono. Il sindacato negli Stati Uniti, se proclama uno sciopero contro le politiche del governo, vengono arrestati quello che lo proclamano e ti sparano se lo fai, perché è vietato per legge poterlo fare. Sei ad una dimensione dove i rapporti sono totalmente sociali e individuali. E la follia, se ci pensate, è che mentre negli Stati Uniti adesso il confronto anche tra i candidati è estendere la sanità, estendere determinate tutele, come è noto in Italia, che siamo molto spesso una repubblica, o meglio una provincia dell'impero che arriva un po' dopo, stiamo discutendo di applicare quello che lì nella campagna elettorale qualcuno sta dicendo dal limite di andare da un'altra parte. Ma guardate che il punto è questo, E da un certo punto di vista io credo che oggi la battaglia sindacale per la difesa dei contratti nazionali e della riunificazione dei diritti e la battaglia non della difesa della Costituzione in sé. Il problema è oggi chiedere di applicare la Costituzione, non semplicemente di difenderla, e anche la battaglia di cambiare delle leggi sbagliate è secondo me invece il punto per ricostruire anche in Europa una dimensione diversa, ed è per questo che noi non possiamo essere neutri, capite? E non è un problema di stare col governo o contro il governo, il problema è di stare con gli italiani, con i lavoratori o contro i lavoratori. Questo è il punto di fondo. Allora